Ho vinto campionati italiani e la mia specialità sono i 100 metri rana. E l'elenco dei successi dei 17 campioni paralimpici riuniti al Museo Bailo potrebbe continuare a lungo. Titoli nazionali centrati nel 2025 per i quali il Comitato Italiano Paralimpico del Veneto ha organizzato un'emozionante cerimonia di premiazione a cui hanno partecipato anche gli amministratori dei comuni di appartenenza. Premiare gli atleti che hanno raggiunto un titolo nazionale non è un premio solo sportivo, ma è un premio proprio della volontà, della forza di volontà che questi atleti ci mettono per raggiungere certi risultati. Ma questo ci deve servire per invogliare tanti ragazzi e ragazze che ancora sono a casa oggi ed è un importante compito che dobbiamo svolgere con gli enti locali, con i comuni, ma anche con le province e soprattutto con la regione. In Veneto il 9% dei disabili non pratica discipline sportive, da qui l'impegno proprio della regione con il piano dello sport. Questi sono fondi che verranno declinati attraverso dei bandi che permetteranno alle società sportive di partecipare non solo legato alla parte delle loro manifestazioni, ma anche a tutta quella che è l'attività propedeutica, che si intreccerà anche con la parte del sociale per poterlo fare anche nelle strutture per anziani, le strutture per disabili e le strutture per minori. E infatti negli ultimi anni qualcosa inizia a muoversi anche come visibilità della realtà paralimpica. Nell'ultimo anno e mezzo sono nate anche nuove società e il movimento sta crescendo, vuol dire che c'è comunque un buon fermento positivo, che gli atleti finalmente riescono ad avvicinarsi più spesso, le persone con disabilità ad avvicinarsi più spesso all'attività sportiva, e che le società stanno investendo in questo e non è una cosa banale. Quanto ti alleni? Per adesso 5 volte a settimana in acqua e 2 volte a settimana a palestra. Si riesci a fare anche dell'altro comunque, a studiare, a fare dell'altro? Sì, riesco a studiare quello che devo fare per scuola e sì, riesco, cioè è molto impegnativo però ci riesco, sì. Tutti dobbiamo avere la possibilità di poter fare lo sport perché fa bene non solo fisicamente ma anche per fare gruppo, per la socializzazione. Prima tappa del road show sostenuto da Centro Marcabanca e Ascopiave, che nei prossimi mesi raggiungerà tutte le province del Veneto. Il 1° giugno Rosolina, poi Belluno il 6 e Verona il 20 giugno. Io mi ispiro sempre ad Alex Zanardi, i limiti come le paure sono spesso solo un'illusione. Noi dobbiamo andare avanti in questo processo in cui non esiste differenza tra atleta olimpico o paraolimpico, esiste solo l'atleta, e qui abbiamo avuto dei ragazzi bravissimi che hanno superato i loro limiti.